Carissimi nipoti, siamo a luglio, siamo in estate inoltrata, il caldo è arrivato e come sempre arriva imperterrito il momento di una cosa incredibile, che è quella che nessuno si aspetta. I gavettoni. Ma a parte questo, come si può dire, questa simulazione un po' scherzosa, andiamo a parlare di un scherzo, di una brulla, che però è l'antesignano del gavettone. Di che cosa stiamo parlando? Su gioco e su vusti. Su gioco e su vusti. Cosa vuol dire? Letteralmente significa il gioco del fusto, ma forse per farvelo capire come veniva fatto e che utilità aveva, è meglio farvi vedere più o meno come veniva fatto. Però, prima di iniziare, chi ha inventato su giochi e su vusti? Qualcuno lo riconduce sicuramente ai spicciocchedo su de grobi, che lo utilizzavano come gesto di offesa per un torto subito. Questa è carta da giornale, ma potevano utilizzare la carta, qualsiasi tipo di carta, anche un sacchetto per metterci il pane. Diciamo che lo dobbiamo arrotolare come un cono. Abbiamo ottenuto il nostro cono. Con che cosa si riempie? I spicciocchedo su de grobi utilizzavano la pipì. Totus in cambarara pisciavano qua dentro, ma noi utilizzeremo acqua. Il sacchetto lo dobbiamo tenere così. Ora che cosa succede? Figura di... Ovviamente i spicciocchedo su de grobi erano molto più pratici in questo frangente. Quindi cosa facevano? Si mettevano un balcone o in qualsiasi punto molto alto e lo lanciavano direttamente sulla testa del malcapitato. Il pacco si sfasciava, l'acqua ne fuoriusciva e veniva completamente imbrattato dalla testa ai piedi. Comunque, su gioco e su vusti è, diciamo così, ricondotto un fatto che è diventato quasi una favola, ma in realtà è successo veramente. Ci troviamo agli inizi del XX secolo a Cagliari, in un determinato quartiere che non so, passava periodicamente una nobildonna che aveva una grande mania d'onnipotenza. Le donne del quartiere prendevano i bambini che giocavano anche con i spicciocchedo su de grobi, perché ricordiamocelo, i spicciocchedo su de grobi erano soprattutto ragazzini, preadolescenti, adolescenti, ma comunque bambini. Cacciavano via spicciocchedo su de grobi, pulivano la strada completamente e arrivava la nobildonna. Quindi immaginatevi questa nobildonna circondata da tutte signore devotissime a lei che si inchinavano continuamente e che stigavano i bambini a inchinarsi davanti alla signora importante, perché questa signora importante prendeva i vestiti vecchi e glieli regalava. Chi non sia in antesa contessa, posso bene chi fa riponnoso, viva sta contessa. Chinati avanti alla contessa una volta, chinati avanti alla contessa 2 volte, 3, 4, 5, 6 volte. Alla fine qualche picciochetto dei grobi ha pensato bene di usare su giochi e su gusti per risolvere la contesa una volta per tutte. E infatti, mentre era sopra la carrozza con tutti i vestitini, le tutine, le scarpette vecchie usate, all'improvviso è arrivato proprio davanti sulla testa su giochi e su vusti riempito all'inverosimile di pipì. La contessa non solo si è offesa, ma ha iniziato a insultare tutte le donne del quartiere, dicendo che la colpa era la loro. Se n'è andata via e non si è vista più. Ho provato a spiegare che cos'era su giochi e su vusti. Era da un po' che su zio voleva farlo. È proprio vero.
Da uno scherzo nasce un altro scherzo, e certe volte gli scherzi, possono essere utilizzati non solo per vendetta, ma anche a fin di bene. Inconsapevolmente quei picciocchetti su dei grobi hanno liberato praticamente quel quartiere da una persona che voleva solo approfittarsi della povera gente.